Buongiorno a tutti, ringraziamo chi ci segue sia su Facebook, sia su YouTube, sia su qualsiasi altro canale. Siamo molto felici di potervi presentare oggi questa discussione di un libro che è, diciamo, il culmine di un percorso dell'autore di riflessione sui rapporti, diciamo, sui Mamelucchi e non solo, che questa volta si espande fino a raggiungere anche il periodo ottomano. È un grandissimo piacere poter discutere oggi con Tommaso Steffini, e entrambi gli autori hanno avuto, scusate, sia diciamo l'autore del libro sia i discussant hanno avuto ampio modo di avere esperienze all'estero e si sono molto ibridati anche con la storiografia internazionale. È un grande piacere poter discutere di storia commerciale, poter discutere non solo di storia commerciale ma anche di concetti giuridici e di che cosa si intenda per testimone in ambito mamelucco e in ambito ottomano. L'incontro di oggi andrà avanti nonostante, diciamo, la complicata situazione internazionale. Avrà come oggetto l'ultimo volume di Francisco Apelanis, Breaching the Bronze Wall, Franks and Mamluk and Ottoman Courts and Markets, un libro che appunto si interroga sul valore delle prove costituite dalle testimonianze dei latini e invece dalle testimonianze dei testimoni musulmani, e in che modo potevano venire a contatto i due tipi di testimonianza e quale fosse il valore dello scritto e dell'orale a livello di testimonianza nell'ambito del sultanato e successivamente che cosa cambi con la conquista ottomana. Il presentatore, l'autore del volume, Francisco Apelanis, non ha veramente bisogno di presentazione, ha lavorato, insomma, già il suo secondo volume con Brill, ha pubblicato praticamente su ogni rivista dedicata agli studi sui Mamelucchi, e devo dire è sempre leggere quello che scrive sui Mamelucchi, per cui devo dire che la carriera di Francesco Apelanis non ha veramente bisogno di presentazioni. Ha lavorato, studiato alle UI, è stato fellow presso i centri Tatti, per cui insomma davvero una carriera che si è accompagnata a una grande riflessione sui rapporti sia tra Venezia e Mamelucchi e sia anche tra i Mamelucchi, adesso sul sultanato mamelucco in particolare, e sul ruolo della conquista ottomana nel problema delle testimonianze, che cosa cambia. Nel caso invece di Tommaso Steffini è partito da Venezia, e una carriera che poi da Venezia lo ha condotto oltreoceano, con un dottorato a Yale. Si è interessato agli ottomani, quindi diciamo si raccorda con l'ultimo, diciamo con la ricerca di Francisco alla fine, diciamo, in questo libro che arriva fino alla conquista ottomana. E quindi è un grandissimo piacere. Anche lui adesso è tornato in una specie di ciclo che si chiude, lui adesso è post-doctoral fellow, adesso le UI, per cui diciamo c'è anche una conclusione di carriera che coincide con l'inizio di Francisco, per cui mi fa molto piacere discutere con entrambi questo volume, e sono sicuro che sarà un bellissimo dibattito. Potete porre domande commentando sulla diretta Facebook, oppure commentando i video su YouTube, oppure potete inviare le domande via email a deputazionevenezia@gmail.com, l'indirizzo che vedete in sovraimpressione. So che suona un po' come televendita in sovraimpressione, però in questo caso spero di inviare le domande all'indirizzo corretto, e in questo caso per i più coraggiosi c'è anche la possibilità di apparire in video, possibilità in cui, se volete avvalervi, vi invito a farlo. So today we will have a big presentation by Francesco Apelanis, who will be in dialogue with Tommaso Steffini. Today's presentation will revolve around the book Breaching the Bronze Wall, Franks and Mamluk in the Ottoman Courts and Market. It is a book that deals with the idea that words of honorable Muslim constitute truth, and that written documents and the words of non-Muslim are of inferior value. The idea is to explore the biases against non-Muslim in Mamluk, Egypt, and Syria's courts and market, and how the Ottoman conquest imposed a new orthodox view on the problem.
I'm very honored to be able to discuss the volume today with both the author, Francisco Pelanese, whose career needs no presentation. He has worked and studied at the European University Institute. He has then been fellow at the Itati Institute in Florence. And equally interesting is the career of Tommaso Steffini, who began his career in Venice and then crossed the ocean to reach Yale, and then is back into the Italian peninsula, albeit in the international context of the EUE. So I'm very happy that we can discuss today the context of the Mamluk Sultanate, and that we can also discuss the importance of what changed with the Ottoman conquest. Tommaso is an expert on the Ottomans, and Francisco is an expert on Venice, the Mamluk, and everything related to Egypt, I would say, between the late medieval and early modern period. So without further ado, I'm happy to leave the floor to both Francisco and Tommaso for the conversation. Afterwards, you are free to pose any question you may want to. You can write your question, comment in the video on YouTube. Otherwise, you can comment the direct streaming on the Facebook page, or you can also send an email to deputazionevenezia@gmail.com. In this case, you can also appear in person, not only in spiritu, if you want to, just for the bravest of you. I'm very happy to let the debate begin, and so Francisco Tommaso, the floor is yours. Tommaso, credo che è il momento che tu cominci a rivolgere le domande. Ok, ho preparato una serie di domande che sul tuo libro è molto interessante, che è molto vicino alla mia ricerca. Quindi abbiamo comunque tanto diversi da condividere. Tu sei un esperto di Mamelucchi, sono un esperto del periodo ottomano, quindi sicuramente sarà una discussione molto interessante. Volevo partire oggi come prima domanda sull'idea di come è nato il tuo libro. Se tu hai lavorato sul tuo precedente libro su commerci, sulla presenza veneziana ad Alessandria, sui commerci, come sei arrivato a giungere a questo tema qua invece di storia più legale e poi anche includendo anche il periodo ottomano, che quindi precedentemente avevi lavorato molto sul periodo mamelucco. Grazie Tommaso. Devo dire, prima di tutto, volevo ringraziare Nicola e gli organizzatori di questo seminario che ci ha accompagnato durante i tempi bui della pandemia. Poi Tommaso, devo dire che è stato la vittima di questo libro. Tommaso ha commesso l'errore di tornare da Yale in Europa proprio quando il libro è apparso e le nostre ricerche si accavallano. Io sono più felice perché ormai, essendo vecchio, non devo scrivere una tesi dottorale con tutta l'apparecchio dimostrativo che Tommaso sicuramente avrà per la sua tesi, quindi sono più libero, e invece Tommaso ha dovuto essere il discussant, il sostegno di questo libro in diversi eventi, quindi penso che giustamente non ce la farà più. Io comunque ti sono molto grato proprio per questo. Il libro, devo dire che è emersa un'idea mia. Io avevo un progetto di ricerca che mi ha accompagnato per molti anni sui notai d'oltremare, i famosi notai che Venezia, anche Genova, spacciavano in giro per il Mediterraneo, nel Mar Nero, in Crimea, ma anche nel Medio Oriente, in piccola Armenia, Siria, Egitto e qualche posto anche nel Nord Africa, ma secondariamente. Io lavoravo sulle reti che appaiono in quei documenti e quindi avevo un progetto molto articolato e lungo su queste reti, diciamo, tra confessioni che emergono di questi documenti. Invece sono stato cooptato da Wolfgang Kaiser, che ha sostenuto il mio progetto per una borsa Marie Curie, lo conosceva. Lui e Guillaume Calafat probabilmente hanno promosso sono riusciti ad avere questo finanziamento IRC
sviluppare un progetto molto, secondo me, di cui c'era una grande necessità e c'era molto interesse da parte di molti ricercatori, particolarmente modernisti, su come le vertenze in giustizia tra confessioni erano gestite nel Mediterraneo. E quindi Wolfgang Kaiser ha voluto inserirmi in questo progetto e mi ha detto: perché non lavori sulla giustizia dal tuo punto di vista, che un po' mette in discussione questo progetto di storia moderna, perché mette in discussione sia la cronologia che l'ambito geografico, che dal tuo punto di vista più puntato verso i musulmani. E quindi io devo dire che non ero molto convinto che avrei trovato un tema nei notai sulla giustizia e come era gestita tra confessioni. Invece mi sbagliavo, quindi è stato un bene, diciamo, questa proposta, ricevere e avere un po', essere richiesto di fare lo sforzo di inserirmi in un progetto che non era il mio, fare uno sforzo per appunto. E poi Kaiser mi ha chiesto anche di spingere la mia ricerca verso un ambito a me sconosciuto, che era il 1500, il XVII e il XVI secolo. Anche questo mi procurava un po' che, diciamo, dubbi e sconforto. Però poi devo dire che, essendo uno storico della Siria e dell'Egitto, anche io mi sono sentito in diritto di scrivere sugli ottomani, perché appunto ero uno storico di società che poi sono state sottoposte al dominio ottomano, quindi c'è un capitolo sugli ottomani e credo che il libro versi un po' su questo cambiamento di paradigma tra il lungo medioevo e quello che è successo dopo 1517. Grazie, sì, appunto, una delle più grandi novità appunto del tuo libro è appunto questo, il fatto che rispetto a molti libri che si focalizzano soltanto su un'epoca storica, soltanto su di solito in ambito di storia ottomana, si ferma subito tutto su una dinastia, la giustizia nel periodo mamelucco, la giustizia nel periodo ottomano. Una importante novità appunto del tuo lavoro è quello che appunto attraversa due epoche e mostra una transizione, che è una sorta di dibattito, di transizione istituzionale, legale, nell'amministrazione della giustizia tra impero mamelucco e ottomano. Procederei con la seconda appunto domanda, che stando vicino appunto alla presentazione del tuo libro, riguardo qual è la tesi principale magari del tuo libro, se puoi spiegarci. Ok. Grazie Tommaso. Senti, il libro esamina diversi scenari di interazione degli europei con, in generale, il sistema legale islamico. E particolarmente si sofferma, io volevo avere essendo il secondo, diciamo, grosso progetto, volevo avere un problema che si potesse esprimere in poche parole. Diciamo che dopo molti anni di ricerca dottorale ho capito l'importanza di essere in grado di dire quello che fai in poche parole. Non so se ci sono riuscito, ma diciamo che il libro mette un problema storico al centro. Non è un libro di storia legale, non è un libro di teoria, di concetti, è un libro che punta verso un problema storico. Storicizza un problema, ed è che i musulmani ritengono che la prova per eccellenza sia la testimonianza orale resa da un buon musulmano. E questo, da una parte, mette in un secondo piano le testimonianze rese dagli europei e dagli infedeli in generale, e due, mette in secondo piano altro genere di prove, ad esempio i documenti scritti, che sono prove circostanziali nel migliore dei casi. E quindi questo doppio problema diciamo, è al centro del libro. Gli scenari sono vari, in cui gli europei dovevano avere a che fare a questi pregiudizi della legge islamica nei confronti della prova resa dai non musulmani o dei loro documenti, ancora peggio. Scenari, diciamo, sono vari, da come si registra una transazione, come si va in dogana, come si conclude
una serie di transazioni che poi devono passare dal filtro dei notai musulmani che la notarizzeranno al loro modo, come proliferano queste istituzioni strane ai sistemi europei e come vengono percepite, ma gli scenari sono altri, particolarmente come si conclude un contratto con un membro di un'altra confessione o come si va in tribunale, come si sceglie un foro legale. Mi faccio fare un arbitraggio dai miei uguali, o vado in un tribunale islamico, che rischi ciò comporta, posso ricorrere al console, eccetera. Diciamo, ci sono diversi scenari e la tesi del libro è che c'è stata, particolarmente in periodo medievale, questi mercanti che sono stati oggetto di tantissimi studi, particolarmente da una tradizione di storia economica, istituzionale europea, questi mercanti hanno creato un sistema che secondo me è passato un po' sotto il radar. Hanno creato un sistema in cui c'è stata una grande interazione di sistemi legali, istituzioni legali portate dai latini, i loro notai, i loro consolati, i loro tribunali d'arbitraggio e il sistema legale islamico. C'è stata una grande interazione tra questi due sistemi a tutti i livelli. E poi gli attori, che questo era un po' il punto del progetto di Wolfgang Kaiser, dire ragazzi, noi stiamo focalizzando sempre su questo paradigma del cross-cultural. Ci sono due blocchi culturali e abbiamo bisogno di mediatori che ci aiutino a risolvere la comunicazione, le vertenze, le transazioni. No. Il progetto di Kaiser veniva a sottolineare che gli attori avevano le armi, i concetti, che avevano capito i sistemi legali dell'altro e che erano in grado di affrontarlo, di interagire, di manipolarlo a loro favore. E diciamo che questo è quello che è successo nelle città di commercio che io osservo, che sono sostanzialmente Damasco, Alessandria, con un occhio di riguardo alle città dell'impero ottomano. Questo è successo nel periodo medievale. Gli attori sono riusciti a senza ricorrere a questi mediatori professionali, su cui la storiografia in tempi recenti ha tanto insistito, a risolvere i rapporti tra confessioni, a risolvere il problema delle vertenze in tribunale, e dove un sistema dove addirittura quello che diciamo uno dei grandi finding sono queste corti nuove di cui si sapeva nulla, corti miste islamiche che gestivano i casi, ecco, tra cristiani e musulmani. E come questi mercanti addirittura, anche se c'era un clima contrario, sia legale che di norme non scritte, che diceva non andate dai giudici islamici, loro hanno capito che era una giustizia che funzionava e addirittura ricorrevano a questa giustizia anche in casi in cui non era previsto, come le vertenze tra due franchi di diverse nazioni. Poi diciamo che questa è la grande tesi o la metà della tesi, perché quello che succede è che tutto cambia con l'arrivo degli ottomani. I veneziani non mandano più i notai, scompaiono questi notai, le corti cambiano e diciamo che, per non farla breve, gli ottomani impongono una nuova visione di come deve essere gestita la governanza dei rapporti tra confessioni, e che è diversa, ok? È diversa, e dove questi problemi di cui che ho segnalato all'inizio, questi pregiudizi nei confronti dei non musulmani, cioè l'inferiorità della loro testimonianza e l'inutilità dei loro documenti scritti, verranno messi al centro di tante cose, ok? Di tanti ambiti di governanza, diplomatico, il riscatto dei cattivi, tutta una serie di cose che vengono descritte nel libro. Ma diciamo che la tesi principale è che c'è stato un grande cambiamento nel XVI secolo nel modo pratico di gestire i rapporti con i franchi. Grazie, sì, infatti questo penso che sia anche appunto quello il mio maggiore, appunto penso il maggiore contributo appunto perché del tuo lavoro, anche perché secondo mostro della storiografia su
storia legale ottomana e su storia commerciale. L'impero ottomano sempre si è focalizzato come piano piano, grazie ai privilegi degli europei, grazie ai privilegi europei, si diffonde nell'impero ottomano anche delle forme di commercio impersonali. Questo secondo tutto il lavoro di Timur Kuran, nella sua grande tesi, che appunto con l'introduzione di questi nuovi strumenti, dell'utilizzo del documento nei contratti, dell'obbligo di scrivere contratti, di avere contratti scritti per poter fare causa a qualcuno, a un mercante. Questo appunto secondo Kuran e molti che seguono la sua scuola, diciamo, ha portato alla creazione nel mondo islamico di istituzioni appunto di business europee, diciamo. Tu appunto vai contro questa teleologia dell'argomento di Kuran, che è un processo graduale, da Pio ottomano in poi appunto, che questa creazione di corporazioni anche nell'impero ottomano, appunto di eliminazione della prova della testimonianza in dispute commerciali. Quindi appunto anche questo lo ritengo un importante contributo alla nostra conoscenza, rompi questa teologia appunto che è ancora molto forte, teleologia appunto. Relativo appunto a questa questione su corti ottomane e mamelucche, generalmente appunto se ho citato Timur Kuran, ma ci sono tantissimi altri storici economisti che lavorano su economia e mondo islamico, loro appunto parlano sempre delle incompatibilità tra istituzioni legali e anche notarili islamiche, di paesi islamici, di paesi europei. Invece nel tuo libro tu vai contro, diciamo, questa assumption, questa tendenza di considerare un'incompatibilità tra i sistemi legali europei e diciamo islamici. Magari adesso ti vorrei chiedere, magari se puoi un po' spiegarci com'è la tua visione appunto del rapporto tra istituzioni legali, nel tuo caso veneziane appunto, i notarili, esempio, come nei mamelucchi o consolari, e invece istituzioni legali islamiche mamelucche, cioè ottomane mamelucche. Grazie. Questo libro spesso quando mi tocca parlare di questo libro ricorro a uno dei documenti più, diciamo, colorati che questa testimonianza resa da un mercante genovese a un notaio della sua città, a Genova. Questo mercante è chiamato Urbano di Dernisio, dove racconta che lui è stato molti anni nell'odierna Algeria, in Bujaya. E lì lui ha fatto degli affari con catalani, altri italiani, però aveva dei contratti islamici, dei contratti in arabo, fatti da un notaio arabo, e racconta come i suoi soci, che gli devono dei soldi, entrano a casa sua la notte e distruggono questi documenti. Li bruciano, anche i libri di conto. E con imbarazzo racconta questo notaio che i mercanti arabi, i notai arabi, notai barbari, dice, non tengono un registro, non si tengono l'originale dei documenti che erogano. Quindi racconta un po' con grande stupore come tutto il sistema è basato sull'oralità. Poi bisogna richiamare i testimoni e il notaio a testimoniare davanti al giudice su la transazione di cui si parla, però i documenti non hanno un valore per sé. Diciamo che io non mi fermo solo, il libro punta su un problema, ed è che le società non sono uguali e le loro istituzioni legali non sono uguali. Però devo dire che non necessariamente accetto o do un'immagine completamente incompatibile dei sistemi legali. Prima di tutto discuto le genealogie tradizionalmente attribuite, ad esempio il sistema notarile latino sarebbe erede diretto del diritto romano, che considerava la fede pubblica dei documenti, eccetera. Non è esattamente così.
il sistema musulmano a quanto pare assomiglia molto a quello bizantino di epoca di Giustiniano, quindi sostanzialmente anche lì cerco di rompere un po' queste teleologie di due sistemi completamente contrapposti. Non è necessariamente questo il mio approccio, però devo dire che io studio l'interazione che si è prodotta particolarmente fuori dalla corte. Okay, a livello del mercato, come si ricorre ai due notai, ai due sistemi notarili che sono diversi, però si cercano obiettivi diversi, o ad un certo punto si cerca che tra i due sistemi mutuamente si riesca ad imporre ad esempio una soluzione. Che ne so, io ricevo un verdetto da un cadi, sono musulmano, ovviamente ricorro al mio giudice per un'avvertenza contro un veneziano, però poi vado dal notaio latino per fare riconoscere quel verdetto e che venga conosciuto dai mercanti franchi. Cose di questo genere. C'è un episodio molto interessante in cui un mercante musulmano, prima di andare alla Mecca, Sharif Hassan, ha un problema con dei fiorentini e lui non vuole soltanto vincere in tribunale, che sarebbe stato facile perché ha tutte le ragioni per vincere, vuole far ricorso a un arbitraggio con dei giudici latini, tutto notarizzato dai notai latini. Quindi diciamo che c'è una grande il libro descrive questi processi che sono difficili perché appunto in scarsi documenti medievali, atti notarili, eccetera, poco espliciti, però diciamo che emerge questa interazione che si è prodotta fuori dalla corte del sistema legale, diciamo, nel suo complesso. Quindi notai o ad esempio ci sono altri attori che emergono, questi giudici che sono dei funzionari, perché questa nuova dimensione della giustizia mamelucca promuove il fatto che gli ufficiali siano anche signori di giustizia, o anche emergono questi sensali bilingui che appaiono a Damasco come capaci di notarizzare i contratti tra latini e musulmani. Diciamo ecco che c'è una descrizione, particolarmente per quello che riguarda l'epoca medievale, di questi processi di interazione. Cioè i due, si è sempre detto, con questo finisco, però la storiografia sempre poneva un'immagine molto sclerotica dei rapporti tra sistemi legali, che era basicamente, diceva, sì, i sistemi legali sostanzialmente riconoscono le prove dell'altro purché siano state prodotte secondo le norme dell'altro. E quindi era questo, diciamo, questo è il grande cavallo di battaglia. No, c'è stata un'interazione legale molto più attiva e molto più, ad esempio, cercando istanze come quel momento in cui il notaio latino compare in un processo e aiuta a un latino a giurare sui Vangeli davanti al giudice musulmano. Diciamo che ho cercato di descrivere processi di interazione molto più significativi. Non so se ho risposto. No, certo, appunto questo è un altro importante contributo, penso, del tuo libro, perché diciamo, se si appunto legge soprattutto questa storiografia economica, legale, appunto dell'ambiente anglosassone, americano, e che veramente non sembra che proprio questi due sistemi legali di mercanti europei, di potenze europee, nell'impero ottomano e il sistema giuridico islamico siano praticamente incompatibili, cioè, diciamo, che quindi che non c'è nessun scambio perché gli ottomani non riconoscevano, i giudici islamici non riconoscevano ovviamente i documenti europei, e poi i documenti non valevano in tribunali islamici. Tu comunque mostri invece una tua descrizione molto differente, come c'è quindi tutta una gran conoscenza e una mutua conoscenza, diciamo, di entrambi, da entrambi le parti, di come i due sistemi erano diversi, anche come cioè, gli agenti, cioè, i mercanti sapevano appunto queste differenze, quindi comunque sapevano come approcciare
entrambi i sistemi e per servizi specifici, come appunto, come hai detto, ad esempio del mercante musulmano che ha vinto una causa, invece è andato a farla notarizzare dal notaio. Appunto, questi elementi di interazione, appunto, che sono molto importanti, e che fino ad ora comunque, diciamo, la storiografia ha mostrato poco, diciamo. Sì, appunto, tu parli appunto spesso di queste appunto cioè, ad esempio nel sistema legale islamico, di queste discriminazioni appunto nei confronti dei non musulmani, poi soprattutto poi dei non musulmani stranieri. Questo, diciamo, quello che anche la storiografia, diciamo, si è molto soffermata, appunto, perché la giustizia islamica era molto appunto contraria, diciamo, svantaggiosa appunto per i non musulmani, soprattutto per i non stranieri. Ma generalmente penso che sia un fenomeno solo questo qui, quello di discriminare contro altre minoranze religiose in tribunale, pensi, e anche e soprattutto poi di diversa provenienza, anche geografica, pensi che sia una cosa soltanto islamica, oppure nel tuo lavoro su Venezia hai visto anche altre cose, nel Medioevo, ho visto anche, non so, ad esempio, mi hai visto, non so, ebrei non so, in tribunali veneziani, ad esempio, o in Europa in generale, c'era diciamo, questa discriminazione contro minoranze. Pensi che è una cosa sull'islamico, pensi che è una cosa che hai visto anche in tanti altri contesti, tu che hai lavorato appunto su Venezia, su Crociati, su tanti stati medievali? Sì, no, il libro parla di queste discriminazioni, i famosi bias e quindi questo è il centro del problema. Ovviamente io mi sentivo una certa responsabilità di vedere qual era stato l'atteggiamento del diritto e della prassi, della pratica legale europea nei confronti dei non musulmani, dei non cristiani, e sostanzialmente lì emerge dallo studio di questi atti notarili, di questi diversi centinaia di atti notarili, io avevo lavorato, avevo costruito questa banca dati, si poteva vedere in modo abbastanza schiacciante, perché appunto avevamo centinaia di schede e di atti notarili, si poteva vedere in che numero di questi apparivano dei testimoni ebrei, ad esempio. Sono cose note nella storia del diritto e del commercio nel Mediterraneo. Gli ebrei solo apparivano in transazioni tra due parti ebree, cioè non erano considerati nella prassi come degli attori a pieno titolo del sistema legale. Okay? Mentre che i sistemi legali europei, gli statuti veneziani, diceva questa grande storica del diritto Elisabeth Sansky, diceva: nella legge veneziana, e anche gli storici delle colonie genovesi si sono accorti che non ci sono delle discriminazioni. Il diritto di matrice latina, romana, non ha una discriminazione diciamo statutaria sulla base della religione, però nella prassi sì c'era. Ok, prima di tutto in questa ricerca io mi sono guardato lunghe ore tutte le filze di tribunali commerciali, ad esempio la mercanzia di Firenze. Lì non troverai nessun musulmano, ma la cosa più interessante è che non lo troverai nemmeno nella petizione di Venezia, ok? O nella mercanzia, insomma, in tribunali simili genovesi. Addirittura in questa ricerca ho lavorato molto su un tribunale che io sospettavo che poteva essere veramente interconfessionale, che era quello del capitano di Famagosta, quando i genovesi diciamo prendono in pugno Famagosta, emerge questo tribunale dove sì ci sono ebrei e ci sono cristiani di diverse confessioni, ma i musulmani mai. Quindi nel sistema legale i musulmani non facevano ricorso ai tribunali cristiani, né erano considerati dalle istituzioni cristiane. Quindi questa la grande discriminazione è di fatto, non è giuridica, diciamo. Però sostanzialmente, diciamo, questo depone a favore del sistema islamico, che sin dal minuto 1 ha dovuto
ha creato queste discriminazioni per regolare il rapporto con le minoranze, ma non per diciamo oscurarle. Quindi anche per quanto riguarda la mia discussione del sistema ottomano, gli ottomani fanno una stretta di vita e mettono questi problemi al centro. Saranno molto fiscali nella questione delle testimonianze, addirittura oltre il ragionevole, però non è stato adottato, queste discriminazioni non sono state adottate per puro pragmatismo o per diciamo schiacciare legalmente la controparte. No, non è stato così. Diciamo che queste discriminazioni fanno parte a pieno titolo della giurisprudenza islamica, ma anche quando vengono adottate in modo rigoroso non si può pretendere che sia per puro pragmatismo o per ottenere semplicemente un vantaggio, ma perché fanno parte di un modo di gestire la governanza e di vedersi come un'entità islamica e un potere sovrano. Anche perché l'Islam sin dal minuto 1 ha stabilito una gerarchia delle religioni, perché appunto dovevano governare queste masse di sudditi non musulmani e quindi hanno dovuto mettere una serie di paletti legali che sono menzionati brevemente nel libro. Tutti questi problemi non sono coranici, quindi non sono di origine religiosa, non ci sono nel Corano. Sono state queste decisioni sulle testimonianze, eccetera, sono state adottate nei primi momenti degli imperi islamici, quando i musulmani erano pochi ed erano un'elite, e hanno dovuto imporre una serie di minimi standard di superiorità per poter gestire queste società che non era previsto che si convertissero. Appunto questo che dice è molto importante, perché c'è sempre l'idea appunto di queste discriminazioni che siano appunto una cosa innata nell'Islam come religione, come sistema religioso, e appunto tu appunto come appunto adesso dici, appunto sono storiche, appunto tu storicizzi appunto queste discriminazioni. Questa diciamo questo tema appunto di storicizzare appunto queste differenze ci porta anche a un'altra grande tematica del tuo libro, che nel tempo che abbiamo vorrei appunto discutere un attimo, che è appunto questa questione dell'archivio, che è un'altra grande questione del tuo libro, una questione che adesso ci sono molti studi, sono negli ultimi 5-6 anni pieno di studi appunto sugli archivi, soprattutto studi comparativi di archivi tra Europa e stati non europei. Tu appunto parli dell'archival divide, appunto questa appunto differenza in pratiche archivistiche tra nel mondo islamico e nel mondo europeo. Poi magari illuminarci un attimo, poi dici appunto cos'è questa tematica, questo dibattito sull'archival divide, che occupa una buona parte del tuo libro e anche tantissimi altri studi, tra cui anche quelli di Natalie Rothman recentemente, che hai parlato qua l'ultima volta. Ok, sì, infatti è un soggetto che io ipotizzo occuperà sempre più spazio nei prossimi anni. A me, diciamo, mi è scoppiato nella scrittura del libro, perché appunto si trattava di come due sistemi che hanno una visione diversa della prova giuridica, questa disparità ovviamente si riflette in un primo luogo, che è l'archivio. Dal momento in cui i documenti islamici non sono pensati per sopravvivere a chi li ha prodotti, smettono di essere di interesse per l'individuo una volta che le parti e i testimoni muoiono o non ci sono più o hanno perso la loro onorabilità, che questo è interessante. Diciamo che non è previsto che il documento abbia una valenza legale, particolarmente dopo che le persone che l'hanno prodotto e che oralmente possono sostenere questo documento siano presenti. Quindi diciamo che il problema del libro ha alla fine un lungo capitolo tratta di questo problema, che io definisco come l'archival divide, questo divario archivistico, per cui i musulmani medievali non hanno attribuito particolarmente gli stati, non hanno attribuito una valenza all'archivio.
il documento di cancelleria sostanzialmente era valido, la sua valenza era associata alla persona che l'aveva prodotto, al cancelliere, che se lo teneva in casa. Diciamo, il potere politico non ha mai pensato di esprimersi o di manifestarsi attraverso l'archivio, e come diciamo lì c'è una lunga discussione in cui io mi sono basato anche su ricercatori bravissimi come Rimeshal e molti ricercatori della storia del diritto e ricercatrici della storia del diritto ottomano, che si sono accorti che emerge, o anche i lavori di Christian Müller, che è il grande specialista della prassi, come funzionava veramente, come si usavano le carte. Diciamo che emerge questo cambiamento di tendenza per cui cambia tutto con gli ottomani. Credo che questo sia un fatto. Questo problema degli archivi sta suscitando grandi, diciamo, reazioni e grandi prese di posizione, però credo che nessuno può negare che il mondo ottomano è un mondo per cui abbiamo degli archivi e possiamo sentire le voci di persone che prima, donne, schiavi, minoranze, che avevano ricorso al giudice. Quindi sostanzialmente l'archival divide è questo prendere atto, storicizzare questo problema, non cercare di raggirarlo dicendo, come molti purtroppo sta succedendo adesso nella storiografia, cercare di raggirare il problema puntando sulla distruzione degli archivi o i musulmani sempre appaiono come grandi distruttori di archivi. No, l'idea del libro è portare questo problema al centro del dibattito, perché i musulmani medievali non hanno sviluppato archivi, perché non credevano che i loro documenti dovevano pervivere, e gli ottomani sì, e i latini l'hanno sempre fatto. I latini medievali ci hanno lasciato queste grandi collezioni, particolarmente di documenti a valenza legale. Questo ovviamente cambia tutte le carte in tavola, perché la storia non si può scrivere nello stesso modo per una società con gli archivi che per una società che non ce l'ha. E quindi da qui diciamo che emerge tutta una serie di problemi molto accuse di prese di posizione eurocentriche. Io credo che il libro affronta questo problema in un modo abbastanza obiettivo, e quindi diciamo che questo Archival Divide fa parte a pieno titolo, perché appunto parte dell'osservazione della diversità delle istituzioni in questo, sia tra Medioevo e età moderna che tra mondo musulmano e latino. No, grazie della tua risposta. Questa è una tematica appunto che anche io personalmente mi sono abbastanza vicino appunto per le mie ricerche, e siccome ne abbiamo già parlato, sicuramente qualcuno se già chi l'ha fatto, ti taccerebbe di essere eurocentrico, perché, perché dice che non esistevano archivi nel mondo islamico. Appunto è collegato appunto a questo. Voglio focalizzarne nel tempo che abbiamo in questo, che abbiamo ancora pochissimo tempo, vero? Solo una domanda relativa appunto a questo archivio Divide. Tu pensi che sia una cosa soltanto, cioè è dovuto essere anche qua, come per queste bias, per queste discriminazioni nei confronti dei non cristiani, anche questa, pensi che sia, cioè, perché c'è questo, diciamo, perché non ci sono gli archivi, cioè, nel senso che sia relativo all'Islam, oppure hai visto anche questa mancanza di archivi in altre società, anche cristiane, o soltanto solo una cosa da paesi islamici, da regimi legali, economici, islamici? Ok, grazie Tommaso. Senti, la tua domanda mi ha fatto ricordare quando insegnavo storia dell'Islam a Marsiglia, che avevo queste classi enormi a stragrande maggioranza musulmana. Sostanzialmente io dovevo combattere con una visione molto surgelata delle società, come
spesso ecco, fanno i salafiti che vedono sostanzialmente un Islam originale a cui bisogna tornare, e qualunque deviazione come cioè, sostanzialmente i miei studenti non consideravano che le società potessero cambiare, quindi come storico ero in un grande guaio, perché sostanzialmente il mio interesse è dimostrare come le società cambiano con il tempo. E ovviamente quindi la domanda purtroppo non è semplice, la domanda è sì, la religione gioca un ruolo fondamentale, sì, abbiamo detto che non sono cose di matrice coranica, però la religione gioca un ruolo fondamentale, perché alla fine la filosofia, l'idea che quello che conta è la testimonianza del buon musulmano è innegabile, che ha un sottofondo religioso e che noi non facciamo bene a sciogliere legge da una parte e religione dall'altra e attività economiche. Non si va da nessuna parte con queste, se uno vuole approcciare le società dell'antico regime o del mondo islamico, eccetera. Però allo stesso tempo, anche se non sono, chiaramente la religione gioca un ruolo fondamentale, e io non ho avuto problemi. Io ho fatto un libro che tratta spesso dei mercanti e delle loro vertenze legali, eccetera, eccetera, però io ho messo al centro problemi etici, problemi morali, problemi di considerazione che hanno a che fare con la religione e la legge, però allo stesso tempo vediamo come le società sono capaci di reagire, e l'approccio degli ottomani al documento scritto è radicalmente diverso. Quindi la governance imposta dai sultani ottomani prevede tutta una serie di cambiamenti grossi, quindi sempre guardando un equilibrio per non contrastare principi, però alla fine le società sono flessibili e cambiano, e quello che è successo con gli ottomani, che hanno inventato l'archivio giudiziario, perciò noi, o almeno persone come te, Tommaso, potete studiare problemi molto complessi attraverso la documentazione che loro, ma non le società che le hanno preceduti, hanno lasciato. Grazie, appunto questo è molto importante, perché appunto secondo la maggioranza, fino a recentemente appunto il mostro storiografia appunto sul mondo islamico, cioè di derivazione orientalista, ha mostrato come anche la legge islamica non è cambiata per niente dalla creazione nell'VIII e IX secolo. Siccome siamo adesso invece in chiusura, voglio chiedere un'ultima veloce domanda relativo diciamo, un po' al contributo del tuo libro per la storia invece di Venezia. Ed è molto appunto, tu parli appunto tanto di tribunali islamici, di cambiamenti nel sistema legale islamico. Per quanto invece la storiografia di Venezia, dello Stato da mare, quale pensi che sia quale secondo te il maggiore contributo, diciamo, del tuo libro? Ok, cerco di essere breve, no? Hai lasciato una domanda lunga per la fine, perché io sono uno storico dell'Islam che lavora con gli archivi, anche con gli archivi veneziani, con le fonti arabe e gli archivi veneziani, sin dall'inizio, sin da ormai più di 20 anni. Quindi diciamo che questa ricerca sui notai mi ha portato credo, a fare dei contributi alla storiografia sullo Stato da Mar, non lo so, ma comunque su Venezia, particolarmente una serie di lunghe ricerche mi hanno portato a questo articolo del 2013 della Journal of Interdisciplinary History, dove sostanzialmente si diceva: ragazzi, le reti veneziane, che noi si guardiamo dal centro sempre puntando sugli attori, su questi grandi nobili che sono stati diciamo al centro della storia politica e istituzionale di Venezia, in realtà quando uno va a guardare da Alessandria si ritrova con un branco di ebrei, falsi cittadini, gente che ha fatto carte false. Quindi ho entrato in dialogo con il grande lavoro di Müller e Mola sulla cittadinanza. Diciamo che lì è venuto fuori diverse cose interessanti per la storiografia veneziana, come questo ruolo dei sudditi di basso status di Venezia nel successo di Venezia, cioè le sue reti commerciali nel Mediterraneo, e anche altri finding come questa città di Alessandria nel 1300, che era sostanzialmente una città greco-veneziana. Però devo dire che le ricerche successive, particolarmente questo libro, sono un po' diverse. La mia tesi sostanzialmente metteva in risalto che
c'era stata una larga intesa con i Mamelucchi che la storia del commercio delle spezie è una storia transnazionale ed è come era gestita dagli stati, che esisteva una politica che non eravamo nel regno della pura arbitrarietà, dove i musulmani non avevano mai rispettato i diritti di proprietà, eccetera. No, non è così. C'era una larga intesa tra Venezia politica e i Mamelucchi, e poi ad esempio mi ricordo questo famoso documento che ho trovato alla Correr, non all'Archivio di Stato, alla Biblioteca Correr. Io avevo, come tutti gli studenti di dottorato, un grosso problema di trovare la smoking gun, no? Di trovare questa prova, e lì ho trovato una contabilità, una narrativa di come Venezia e Mamelucchi negli anni 50 sono arrivati hanno raggiunto un accordo per cui avrebbero scambiato spezie con un meccanismo per metalli, per un meccanismo complesso, e come è stato mantenuto lungo 20-30 anni questo c'era tutta la contabilità, la pratica di come era stato gestito questa intesa, quindi era fantastico. Poi è successa una cosa simile, con questo finisco nell'ultimo libro, che io ho trovato questa storiografia che insisteva nei rapporti con i musulmani come dettati sempre da rapporti di forza e da puro pragmatismo dalla parte nel caso tuo gli ottomani. Sempre la storiografia insisteva in come non si esitava a mettere da parte i principi religiosi, eccetera, per raggiungere un buon trattato di commercio, chiamiamolo così, un buon ahetname, o per permettere agli europei di agganciarsi alle istituzioni di diritto occidentale, per raggirare i problemi, la famosa giurisprudenza shift hypothesis, eccetera. Insomma, sostanzialmente c'era questo il paradigma in cui tutto veniva dettato da questi rapporti di forza o da un pragmatismo ottomano che non voleva veramente sapere delle proprie condizionamenti legali e religiosi. No, diciamo che Venezia è diversa, Venezia è speciale, Venezia ha un rapporto politico con gli ottomani, tu lo sai, loro gestiscono le cose a Istanbul al divan, si fanno trattare come se fossero dei dhimmi, hanno una particolarità: quando c'è un privilegio le altre nazioni si agganciano, invece i veneziani, pur sempre sfruttandolo, non lo rendono esplicito. Ad esempio, quando il governo ottomano decide che i mercanti europei potranno difendersi in tribunale con le carte e non ci sarà bisogno di testimoni, Venezia non lo dice, perché loro non vogliono farsi riconoscere come gli altri, le altre nazioni franche. No, loro hanno un rapporto privilegiato, no? Un po' come l'Inghilterra e gli Stati Uniti. Quindi questo rapporto emerge in questo libro, e come gli ottomani sostanzialmente non erano meramente pragmatici, hanno preso delle decisioni difficili anche a scapito di ottenere dei vantaggi immediati. Sostanzialmente, ecco, diciamo che questo libro punta, per quanto riguarda la storiografia di Venezia, su questo rapporto speciale, diciamo politico. Ci sono altre considerazioni che non meramente l'ottenere un vantaggio preciso in un momento preciso, o imporre un momento una superiorità per la via dei fatti, e poi cerca di pensare gli ottomani e i mamelucchi con le proprie categorie, con le proprie priorità, e sostanzialmente di uscire da questo paradigma dei rapporti di forza che punta sempre verso lo sviluppo occidentale, l'economia. No, sostanzialmente, ecco, diciamo che è un po' una reazione a una storiografia che si svolge in ambito di frontiera, però che non pensa tanto, diciamo, dal punto di vista delle società islamiche. Grazie Francesco. Ed era una lunga domanda, era alla fine, la sova. Magari abbiamo più tempo di discutere ancora durante le domande dopo.
Sì, allora come al solito purtroppo mi spetta il tirannico compito di mettere fine alla discussione e di aprire diciamo lo spazio alle domande. Non so se Francisco, se tu le preferisci in italiano o in inglese. Per me è uguale, insomma, spero di capirla. No, allora facciamo così, ne farò uno in italiano e uno in inglese per par condicio. Approfitto del mio privilegio come chair di questa discussione per farti una domanda prima del pubblico. Allora, la prima domanda che ti volevo fare è appunto sui network. Mi ha affascinato molto quest'idea della presenza non solo dei soliti Morosini, Barbarigo e diciamo le scelte famiglie patrizie all'interno della costruzione dei network ad Alessandria e anche diciamo in tutti i territori dell'impero, diciamo prima del sultanato mamelucco e poi da quanto ho capito anche in epoca ottomana. Ecco, mi chiedevo se potessi riflettere un po' di più su chi formava questi network e se sulla base di quello che dice appunto non dovremmo rivedere le nostre categorie del commercio di Venezia nel Medioevo e in età moderna, ripensandole invece come articolato anche in agenti che sono oltre le famiglie che siedono nel Senato tra 4 e 500. Ecco, questa era la prima domanda che mi sentivo di farti. Sì, Non so se riesci a rispondere adesso a questa o che te le faccio entrambe assieme, come preferisci. senti, procedo una a una perché poi me le scordo. Senti, io in data non troppo lontana nel tempo ho trovato questa collezione di cui mi occupo che mi ha aperto connessioni attraverso l'Egitto da Venezia attraverso l'Egitto con l'Oceano Indiano. Questa collezione è una compagnia che ha conservato tutte le note di conto dei loro agenti in Alessandria e come questi agenti spacciavano i metalli del centro Europa portati lì dai veneziani ai mercanti che poi andavano nell'Oceano Indiano, in India e probabilmente anche in Cina. E sostanzialmente le lettere che accompagnano queste note di conto sono fantastiche perché spesso puntano su queste amicizie con magrebini, funzionari del governo mamelucco, sventolano molto questa amicizia e a volte invece insultano pesantemente altri veneziani con cui si fanno di cotte e di crude. Quindi questo è il mio vecchio cavallo di battaglia che per l'appunto avevo già in altro modo approcciato più scientificamente in questo articolo del 2013. Diciamo che la storiografia ha fatto uno sforzo negli anni 90-2000 per presentare quest'idea della rete che informalmente, un po' alla Grafe, informalmente, facendo leva sui rapporti etnici, confessionali, eccetera, l'appartenenza, era molto più performante. E questo diciamo che è una storiografia che è stata molto interessante, però secondo me ha fatto già il suo tempo e che ci sia spazio per pensare i rapporti in un altro modo, e credo che la storiografia veneziana o con almeno le fonti veneziane che appunto tentacolarmente arrivano in questi luoghi lontani ci permettano un altro tipo di approccio, no? È un mio vecchio cavallo di battaglia e quindi è il modo in cui io ho sempre pensato queste reti. Ti ringrazio davvero perché diciamo, anche a me interessa molto questo tema anche per ragioni personali, perché diciamo, le reti di collaborazione dei mercanti tra Medioevo e l'età moderna sono sempre un tema molto affascinante e nel caso di Venezia si parla spesso di network, ma credo che il fatto che il tuo articolo sia spesso citato dà anche la misura del fatto che è uno dei pochi lavori che va al di là del semplice definire che esistono dei network e cerca di indagare come poi si formano questi network e non solo di usare una catchword per attirare diciamo, il lettore. La seconda domanda, so the second question would be about sources.
So there are two aspects I would like to clarify. So first is the presence of Arabic documents within Venice. So both in the commissariat, I was thinking about Biagio Dolfin, but also other commissariat, we find documents in Arabic. So I was wondering whether you think that this document are actually a proof, a counter proof, what you said, or whether this document were actually used in court, or those are just notarial records, or I don't know, entries from the Mamluk court that happen to be preserved by Venetian merchants. And about archives, I'm curious. I think what you said about the absence of archives in the Islamic world. I know that one possible point of contention would be that the Rasulid of Yemen have largely preserved a collection of documents that, in rough terms, may be defined as an archive. So I wonder whether this may actually be a hindrance to your definition of the absence of an archive in the Islamic world of the period. Okay. Well, wow, these are very broad questions, and let me just focus on one of your considerations about why we have these documents, Arabic documents in Venice. They have been source of trouble for many young researchers. I've published three Arabic letters in the folly of my youth, and it took me a good deal of time and a good deal of trouble as well. But you've mentioned that why they were preserved by Venetians. I mean, these documents were legal documents. They have been preserved, right? This goes against your theory that the medieval archives, the people didn't preserve the documents. Well, look, this is a fascinating topic. Why Islamic documents, legal documents, not as notarial deeds, have been very often preserved, not in Islamic collections, but in other people's collections, okay? Christian monasteries, Jewish synagogues, Italian merchants. There is great viewpoint, vantage point in Spain, for instance. We know that the notarial system was exactly the same in 15th century Muslim Spain, in the last strongholds of Muslims in Spain. And we don't have any archive, okay? Because people just did not preserve the legal papers, okay? They didn't need that, they didn't do that. But when the Christians conquered Granada, the first generations of Christian settlers, they needed the papers in order to prove that they had acquired the property legally, and they used that at court. Arabic papers translated with the original. So, and they brandished these papers in front of Christian judges 2 and 3 generations afterwards. So the archive was born when the Christians arrived, okay? The document was kept alive orally by Muslims. They didn't need to preserve the paper, okay? But we started to have collections because the new owners needed to justify their ownership of everything, houses, pieces of lands. So it's a fascinating topic, and the answer is exactly the same. These papers were preserved by Italian merchants. There are not very many, let's put it clearly, but because they needed them in order to prove things back in their countries, okay? But we don't have, actually, we have probably much more commercial documents. Mostly they are notarized deeds in the European archives, that for the 15th century at least, that we preserved in Egypt or Syria, decidedly. And as your second question, you're mentioning there has been a boom of interest about previous dynasties, such as the Rasulids, the Fatimids, and some researchers, well, let's explain one important thing. We have plenty of documents, Arabic documents, that have been preserved in copies in manuscripts, chancery manuals, collections for antiquarian purposes, okay? But these are not
documents in the way we used to think about them. Okay, they are just copies of documents that have been attached or copied in a manuscript for personal purposes, cultural purposes. Okay, and this happened with the Rasulids, which is this power dominating for a while the spice trade from Yemen. And these are great, and researchers say, well, look, this is an archive. They speak freely about Rasulid archives. Well, look, these are not exactly archives, okay? These are of great value, but precisely they prove that archives, as you know, didn't exist. And not only judicial archives hosting legal proofs, but also chancery. This is the most dramatic thing, that chancery archives, which are supposed to be useful for the state, were not preserved neither. So I don't know if I. No, you did indeed. So thank you for your answers. They're always enlightening about the Mamluk Sultanate and the history of Egypt and of the Mediterranean. Dunque, se avete domande che volete porre a Francisco e a Tommaso, potete, soprattutto a Francisco direi, potete scrivere, potete commentare la nostra diretta su Facebook, potete usare il canale YouTube, potete commentare su YouTube, oppure potete inviarci un'email se volete anche apparire, diciamo, nel caso dell'email potete anche apparire in persona e non solo in spirito. Altrimenti negli altri canali possiamo far apparire la vostra domanda in sovraimpressione. If you would like to pose a question, feel free to drop a comment on our streaming on Facebook or YouTube, or also to send us an email by deputazionevenezia@gmail.com. Io non lo so se nel frattempo, Tommaso, tu avevi qualche domanda, diciamo, al di là di quelle che hai posto, se avevi qualche curiosità ulteriore che volevi chiedere a Francisco. Sì, diciamo, appunto, ero appunto interessante. I mean, con Francesco ne abbiamo tanto parlato del suo libro, abbiamo sicuramente tanto da parlare ancora. No, appunto, volevo chiedere quali erano magari nuovi, secondo voi, quali possono essere nuovi sviluppi in storiografia, come bisognerebbe procedere adesso con la ricerca su scambi tra veneziani e ottomani, scambi commerciali, appunto, secondo te, in generale, quale potrebbe essere una nuova produttiva ricerca, filone di ricerca? Senti, sì, come detto prima, fuori onda, è difficile dire come sarà la ricerca negli anni a venire. Io voglio. Si aprono nuove prospettive perché abbiamo l'archivio del Bailo, però io spero tanto in ricercatori come te che appunto mettono al centro delle proprie ricerche sui rapporti commerciali con Venezia cose come istituzioni islamiche, i nuovi tipi di WACF, come si fanno nuovi pool di risorse per investire. Insomma, a me la cosa che mi interessa e visto che mi sono ritrovato con una storiografia che presenta sempre un impero islamico pronto a favorire questi scamotage legali o a raggirare la legge islamica, a me interessa proprio un punto di vista che tenga conto delle istituzioni e anche delle idee, delle nozioni di questi popoli con cui appunto si faceva il commercio. La mia tesi per appunto è problematica per due motivi. Uno, perché va contro questa ortodossia che io trovo nei lavori che mette al centro come soggetto storico l'artefatto, cerca di rivendicare questo archivio che secondo me non è esistito, e quindi questo è un primo punto problematico. E poi
anche perché insiste sul fatto che c'erano queste priorità culturali, simboliche o religiose che dettavano i rapporti con i non musulmani, con i cristiani, anche a scapito di ottenere benefici immediati. Quindi io non lo so, conosco un paio di ricerche in corso, ma io spero che, e non credo sia soltanto una questione di conoscere il turco o meno, non credo che sia necessariamente questo il problema, però vedo che c'è una tendenza nella storiografia a fare una storia culturale in cui gli attori ottomani, musulmani, non ci sono. E quindi questo lo trovo un po' preoccupante. Io spero che ci siano molte ricerche come quella che insomma tu in parte hai già pubblicato e speriamo di vedere il tuo libro, in cui per l'appunto possiamo veramente toccare con mano queste problematiche come venivano interpretate, pensate e risolte da attori anche musulmani. Ecco, non so se questo soddisfa un po' la tua domanda. Sì, certo, che appunto è quello che spero io appunto, e altri di riuscire a fare, speriamo. Allora, ringrazio Tommaso e Francisco. Abbiamo prima di tutto un ringraziamento da parte di Georg Christ, che purtroppo è dovuto andare via prima di poter porre una domanda, e invece abbiamo un ringraziamento da parte e una domanda da parte di Raúl González Arevalo, che anche lui si è occupato, diciamo, di mondo islamico, seppure, diciamo, della sponda ovest, diciamo, verso Granada. Prima di tutto ti ringrazia, complimenti a Francisco per il brillantissimo libro che ci ha regalato, e poi ha una domanda. Chiede, visto che il tuo libro è focalizzato sul sultanato mamelucco, ma ha riferimenti anche alla Granada Nasride, se Francisco ha osservato un'unicità islamica nel rapporto con i mercanti cristiani. Ok. La seconda parte, o se trova differenze per via delle scuole giuridiche diverse tra il Maghreb, Al-Aqsa e l'Egitto. Ok, diciamo che non c'è una comparazione estesa con l'Occidente mediterraneo, ce n'è una. Il libro racconta come quando approccia questa interazione dei sistemi legali si fanno 2 o 3 digressioni. Una sono i crociati, che devono gestire un mercato multietnico, e l'altra, che è una comparazione asimmetrica, e sono i castigliani, che hanno un diritto che serve a loro per gestire il rapporto tra cristiani, però il cui regno esplode e incorpora molte minoranze, cristiani, ebrei, musulmani, e quindi che fanno? Devono innescare precetti, idee del diritto islamico che il diritto islamico ha già sviluppato per gestire queste proprie minoranze. Quindi diciamo che un po' di comparazione con quello che succede in Occidente c'è, non c'è una comparazione con le vicissitudini dei mercanti a Granada, però diciamo che una delle cose soddisfacenti, degli aspetti diciamo soddisfacenti di questo libro è vedere lavori come ad esempio quelli di Amalia Zomegno, che analizzano come funzionava la produzione del documento, come si usava da donne, da cristiani che arrivano, musulmani che vanno via, insomma, in questo momento turbolento della conquista. Diciamo che la descrizione di come funzionavano i notai, questo particolare sistema islamico, è identica a quello che sappiamo della Siria o dell'Egitto. Quindi diciamo che diverse conferme ci danno, questo fatto ci dà diverse conferme. Prima di tutto che è un sistema che funziona, okay? Che a noi può sembrare strano, che ha lasciato in eredità questa mancanza di archivi, tutto quello che noi vogliamo, però è un sistema largamente diffuso e che funziona di questa testimonianza orale o scritta orale islamica. E quindi diciamo che la mia comparazione con l'Occidente si limita a questi 2 piccoli ambiti. So che Raúl la pensa diversamente perché lui crede che i mercanti europei fossero
dettassero le proprie condizioni, genovesi ed altri, ai poteri islamici della penisola. Io non sono uno specialista, non me la sento tanto di entrare, però diciamo che alcune cose sono simili, almeno dal punto di vista della prassi e della teoria legali. Io ne approfitto per fare un'ultima domanda. Dunque, il tuo libro in maniera molto elegante si intitola Franks at Mamluk and Ottoman Courts and Markets. Quindi quello che mi veniva da chiederti è, diciamo, il tuo orizzonte spazia oltre Venezia, e fino a che punto si può parlare di una specificità del rapporto tra i veneziani? Tu hai accennato al fatto che i veneziani hanno tendenzialmente condizioni molto, diciamo, favorevoli, o comunque un rapporto molto intenso con il sultanato mamelucco, e poi, diciamo, le cose sono un po' più complesse nel caso degli ottomani. Però ecco, mi chiedo, dato che tu hai uno sguardo comparativo e anche di lunga durata, se vedi una specificità veneziana, o se a tuo parere genovesi, catalani, altre, diciamo, minoranze hanno un rapporto altrettanto intenso con il sultanato mamelucco, perché molto spesso lo si vede semplicemente come Venezia e i mamelucchi. Ci sono molte pubblicazioni su questa cosa, però ecco, il tuo è un libro che si sforza di andare oltre solo Venezia e i mamelucchi, per cui mi chiedevo che cosa succede quando si amplia lo sguardo ad altre diciamo, nazioni latine che commerciano in quella zona. Sì, c'è diciamo un episodio che è molto illustrativo nel libro, non mi ricordo l'anno, è 1482-83, in cui una nazione, se vogliamo, minore, con meno esperienza, diciamo, meno conoscenze in questo ambito, rivolge una domanda ai Mamelucchi, che è Firenze. In dei negoziati diplomatici per la firma di un trattato, loro vogliono che i Mamelucchi cambino questo punto fondamentale della legge islamica la non ammissibilità delle testimonianze dei cristiani contro i musulmani. Quindi dicono, questa questione togliamola di mezzo, come facciamo a risolvere le vertenze se non accettate le nostre testimonianze? Quindi vogliono che sostanzialmente i Mamelucchi cambino completamente questioni fondamentali di base della Sharia. Ovviamente questo non esiste, la questione è automaticamente emarginata del dibattito e non viene più, neanche si risponde a questo quesito fiorentino. È molto interessante perché è l'unico momento in cui ho trovato nell'epoca mamelucca che venga esplicitato e messo in discussione in ambito diplomatico questo grosso problema. Chi lo fa? Una nazione che non ha una tradizione di presenza nel mondo islamico, che è Firenze. I veneziani questa cosa gli farebbe ridere sicuramente, perché loro lo sanno benissimo, lo dicono a chiare lettere, noi siamo qui da 500 anni. Diciamo che la specificità, ho già un po' in parte risposto prima, Venezia ha una specificità, però occhio, sempre questa letteratura sul commercio punta su i privilegi, cercano di pesare, misurare se c'è una percentuale in più o in meno, se si è concesso una cosa a una nazione e all'altra no, ai polacchi sì, ma ai francesi no, in che anno, eccetera. Io credo che nel libro emerge chiaramente che non è una questione di andare a vedere pesare e misurare i privilegi che possano essere resi espliciti in una Ahetname o meno. L'idea è che i veneziani avevano una conoscenza maggiore, che sfruttavano nei forum come il Divan, in cui avevano una capacità di gestire, proprio perché erano sensibili a tutte queste cose. Infatti i baili a cui io faccio ricorso pesantemente nel mio ultimo capitolo richiedono al Doge e ai suoi interlocutori, loro interlocutori a Venezia, che anche loro devono sapere queste cose della Sharia, perché se no non andiamo lontano. Quindi diciamo c'è una consapevolezza a tutti i livelli che mette in risalto che i veneziani hanno una superiorità, ma non per una questione di rapporti di forza o perché abbiano più, ma perché sostanzialmente lì c'è un capitale culturale, un capitale diplomatico, di conoscenza
che rende tutto diverso e speciale e che li rende sostanzialmente quasi una comunità quasi di cristiani ottomani. Infatti il loro bailo gode di una serie di privilegi e si muove anche sfruttando questa ambiguità tra il franco straniero soggetto a una serie di regolamenti legali e anche un po' l'ambito dei cristiani locali. Quindi no, diciamo che il libro punta su questa specificità, ma una specificità basata sulla conoscenza del sistema legale dell'altro e non tanto su eventuali vantaggi o punti di forza ottenuti qua e là. Allora, non vedo altre domande, per cui credo ci proprio inquiamo alla fine, un po' come i sacerdoti prima del matrimonio che parlate ora oppure tacete per sempre, per cui se volete porre una domanda questa è l'ultima occasione. Non andrò in stile televendita 3, 2, 1, però diciamo vi invito, se volete porre una domanda, a farlo diciamo a breve, in modo che possa essere riferita a Francisco. Altrimenti, dunque adesso ricontrollo tutti i vari canali su cui la nostra trasmissione si trova, ma non mi sembra di vedere altre. C'è un'altra domanda? No, non mi sembra. No, perfetto, per cui siccome non vedo ulteriori domande, ringrazio Tommaso e Francisco per questa bellissima chiacchierata che ci ha portato. Mi fa molto piacere che un seminario su Venezia si sia trasformato anche in una discussione più ampia su quello che succede al di là di Venezia, e che siamo riusciti non solo a parlare di Venezia che pensa a se stessa pensante, che è un po' qualche volta la tendenza nella storiografia. Siamo riusciti ad andare oltre i confini di Venezia per indagare una realtà che ha avuto rapporti importanti, e soprattutto mi fa molto piacere che sia un libro che non si arresta a un singolo secolo, ma una prospettiva molto di longue durée, e averne potuto discutere con Tommaso, che è un grandissimo esperto di ottomani, e quindi insomma è stato, a mio parere, un bellissimo dialogo. Dunque vi ringrazio e ci vediamo con il prossimo appuntamento di Venice in Question. Grazie mille. Grazie. Grazie.